Dal mare alla montagna, dai boschi agli itinerari urbani e di campagna, la Sardegna offre una straordinaria varietà di percorsi per passeggiate ed escursioni. Si va dalle camminate più agevoli fino alle attività per escursionisti e sportivi esperti e attrezzati. Un panorama di attività all'aperto praticamente inesauribile, favorito dal clima mite e dalla bellezza del territorio. Amatissimi nell'isola i percorsi attraverso la Sardegna più selvaggia. Imperdibile per gli amanti della montagna l'escursione sul Gennargentu, verso Punta la Marmora, che con i suoi 1834 metri è la vetta più alta dell'isola. Qui la vista corre fino al mare, attraverso un panorama fatto di rocce e arbusti, e si possono ammirare mufloni e aquile reali. Nelle giornate più terse, dalla cima si scorgono i monti della Corsica e i colli cagliaritani. Novità recente negli itinerari del trekking è il Cammino 100 Torri, un percorso di 1284 km organizzato per tappe, tenendo sempre presenti le torri lungo le coste sarde. Abbiamo iniziato per 2 anni circa, abbiamo iniziato a cercare le torri costiere, a unirle l'una con l'altra, fino a trovare questo percorso che abbiamo chiamato Cammino 100 Torri, composto da 8 grandi vie, ognuna delle quali è diversa, sia per caratteristica, lunghezza, bellezza tra virgolette, perché è tutta bella la Sardegna. Avevamo deciso di non allontanarci mai dal mare, facendolo e disegnandolo e poi percorrendolo 4 volte è la nostra caratteristica secondo me più bella, che per 60 giorni, dai te lo dico 58, perché 2 giorni noi entriamo un pochettino all'interno, tu cammini senza mai allontanarti oltre 2 km dal mare. Così è nato questo progetto, ormai siamo 4 anni che percorriamo da soli o in gruppo. Quest'anno è il 4º anno che facciamo il Giro della Sardegna di gruppo, ci ha portato a essere conosciuti come uno dei cammini più lunghi, ma soprattutto è un unico cammino da 1284 km in un'unica regione. Ricordiamoci che è in autonomia, cioè nel senso tu percorri il tuo percorso da solo e ci vediamo alla fine della tappa. Noi non siamo un'agenzia di viaggi, quindi non organizziamo il viaggio, noi sappiamo dove camminare perché il percorso è quello, è presente in una guida eccetera eccetera, disegnato, nel senso che le persone sanno dove si passa, e affrontare quel tratto di cammino magari con una persona che è diversa da quella che è partita con te la mattina, perché oggi magari cammino con te, domani cammino con Giovanni e dopodomani con Paolo, perché se io cammino sempre con te avrò l'esperienza solo tua. Invece in quel tratto ho camminato con Paola e Paola in quel momento della sua vita mi ha raccontato una parte della sua vita. Parti da solo, ma trovi delle persone che hanno in quel momento deciso di fare nello stesso periodo tuo il giro. Il bello del cammino è che ci sono delle difficoltà e le devi affrontare. Il cammino ti insegna ad avere dei tempi. Faccio un esempio: non potrai mai andare a 10 all'ora sempre, ok? Non sei in un'autostrada, quindi ci sono dei momenti in cui puoi andare a 3, a 6, a 4. Il bello del nostro cammino è che ti togli le scarpe in spiaggia e tu percorri questo cammino nella tua totale libertà. Tu quando sei all'alba e piano piano mentre cammini ti vedi la tua ombra che cresce. E quelli sono quei momenti in cui dici ok, sono le 8. Finalmente sai che sono le 8 senza guardare l'orologio. Sì, quando hai 400 e passa chilometri di spiaggia in Sardegna che ti permettono di rilassarti anche i piedi. E lì hai il contatto acqua, terra e sei un uomo libero. Quest'anno partiamo il 20 di agosto, vogliamo provare un po' l'ebbrezza di farci il bagno durante il cammino, ancora non eravamo riusciti a farlo visto che c'era un po' di freddino. Quest'anno proprio partiamo a caldo e questo serve anche a noi come test per vedere se le strutture ricettive funzionano in quel periodo, quindi quando arriva una mole di 30 persone come si comportano, come il primo giro eravamo stati 60. Chi è che si farebbe mai il Giro della Sardegna per 60 giorni? Ecco, 100 l'hanno fatto tutto, 87 anzi per l'esattezza. Quest'anno ne arriveranno a farle altri 10, 20, adesso non so quanti riusciranno a finirlo, però lo fanno. Prima di noi 1, 2, 3 sporadicamente. Non c'era la voglia di farlo, noi abbiamo creato la voglia di avere un nuovo percorso, di fare il Giro della Sardegna. Il cicloturismo è una passione diffusa da anni in Sardegna grazie al clima mite e a una rete stradale extraurbana poco trafficata
ma è di recente che si sta organizzando in itinerari e proposte. Appena pochi mesi fa è nata l'associazione Sardegna Cicloturismo, con l'obiettivo di mettere insieme guide, tour operator e altri professionisti del settore. Sardegna Cicloturismo è nata nell'inverno dello scorso anno, quindi tra il 2019 e il 2020, e nasce da un'esigenza molto datata che era presente tra gli operatori del cicloturismo, cioè quella di avere una realtà che in qualche modo fungesse da coordinamento e da rappresentanza nel settore. Il turismo in bici è sempre esistito. Da quando è nata la bici è nato il cicloturismo. In Sardegna iniziamo a parlare di cicloturismo come un fenomeno importante per la nostra economia dalla fine degli anni 90, fine anni 90, primi anni 2000. E dalle prime stime dei primi studi della regione risulta che ogni anno in Sardegna arrivano 20.000 cicloturisti per fare le vacanze in bici in Sardegna. Parliamo di cicloturisti puri, diversamente esistono anche i turisti ciclisti, che sono invece persone che vengono a fare una vacanza tradizionale, magari di una settimana, 10 giorni, durante la quale alcune giornate la dedicano a un giro in bici. Quelli stanno fuori da questi 20.000. Così come stanno fuori da questi 20.000, ragion per cui sappiamo che sono molti di più, i cicloturisti che arrivano in modo autonomo. L'offerta che abbiamo in Sardegna copre praticamente tutta la rosa al momento presente in quello che viene chiamato cicloturismo. Dal ciclista occasionale, che quindi ha aspettative molto ridotte, si accontenta, tra virgolette, di trovarsi in posti bellissimi, di avere delle esperienze intense, e poi ci sono persone che hanno grandi aspettative magari proprio dal punto di vista sportivo, quindi si aspettano bici di alta qualità quando le noleggiano, e oggi vi è un'offerta anche in questo senso, cioè abbiamo bici di alta gamma tranquillamente reperibili, e si aspettano percorsi che non solo siano belli ma che siano anche impegnativi. Il cicloturista è un viaggiatore, nel senso che rispetto a un turismo di tipo consumistico con poca consapevolezza del luogo che si visita, il cicloturista è una persona che studia il territorio che visiterà ancora prima di arrivarci, lo sceglie in base a dei criteri anche piuttosto severi in termini di integrità naturalistica, di valori storici, archeologici, anche antropologici. Ci sono moltissimi ricchi, super ricchi, che praticano cicloturismo, persone che hanno diversi aerei privati. Possiamo fare dei nomi che abbiamo avuto ospiti in Sardegna, da Richard Branson della Virgin, i fratelli Walton della Walmart, abbiamo avuto il numero 2 della Apple accompagnato da un nostro collega per una settimana in Sardegna, abbiamo avuto il direttore del New York Times. Non immaginiamoli come praticanti del ciclismo a casa loro. Molte volte sono persone che durante l'anno nel loro paese non sono neanche ciclisti e non si ritengono tali, ciononostante hanno la cultura di fare le vacanze in bici. Persone che comunque vivono molto tranquillamente il fatto di avere un picnic in un'area verde molto semplice, però ovviamente poi la struttura dove loro stanno deve rispondere a certi requisiti. Ci sono delle persone che hanno la loro villa di riferimento e ti chiedono di offrirgli, che ne so, un tot di percorsi a Margherita, oppure semplicemente loro stanno in barca, e quindi abbiamo in questo caso magari delle situazioni in cui la barca si sposta, loro pedalano e poi ritornano in barca alla sera. Chi è cicloturista con la bici da strada ha una motivazione sportiva e magari ha bisogno di tanti servizi, ricerca tanti servizi. Per esempio un albergo confortevole e
un servizio di ristorazione anche a pranzo, anche perché la bici da strada difficilmente viene usata con dei bagagli per poter essere autonomo per un giorno intero e meno che mai per più giorni. Poi ci sono i cicloturisti in senso stretto, che sono quelli che si muovono sulle strade asfaltate, certo, ma secondarie e rurali, e anche in strade bianche in ottime condizioni, che siano scorrevoli, per bici che sono una via di mezzo tra la bici da strada e la mountain bike. Sono quelli che noi vediamo con i borsoni laterali sul portapacchi posteriore e spesso anche anteriore. E poi ci sono i cicloturisti che usano la mountain bike, muovendosi quindi in territori selvaggi in cui l'asfalto sia la quota più bassa possibile tra le strade percorse. Magari il paese si vede una volta al giorno a fine tappa, giusto per cenare e dormire. Il fenomeno cicloturismo si è diffuso a tal punto che tante persone hanno sviluppato la passione per la bicicletta come loro modalità di tenersi in esercizio, in attività. La bicicletta, così come accade magari per il running o altri campi, è un'attività più o meno alla portata di tutti. La bicicletta diventa qualcosa che ti prende. Quando scopri quanto è appagante dal punto di vista dell'esperienza visitare dei posti, quindi spostarti tu, transitare, stare nello spazio che visiti in bicicletta, le persone poi vogliono ripetere questa esperienza. Tanti gruppi si organizzano da sé senza l'ausilio della guida. Magari continuano a rivolgersi a noi per evitare le seccature che possono derivare dallo scegliere strutture ricettive inadeguate. E allora noi comunque riusciamo a lavorare anche se non siamo con loro in bici ogni giorno, perché comunque gli diamo questo servizio organizzativo e poi l'assistenza logistica se dovesse succedere qualcosa. Prima eravamo essenzialmente accompagnatori, cioè venite con me. Ora siamo fornitori di servizi, cioè l'albergo più affidabile so io qual è e quindi ti faccio la prenotazione io, le strade più belle so io quali sono, quindi ti compongo l'itinerario io, ma io me ne rimango qua. Ora col GPS tanti ormai hanno imparato a usarlo, si diffondono le tracce dei percorsi più belli e magari con la quota che risparmiano non dovendo pagare una guida rimangono 4, 5, 6 giorni in più. Una delle cose più appaganti per esempio è l'uscire dalla routine quotidiana, che è fatta comunque per tutti di salire in auto, salire sui mezzi, fare delle file, e invece avere quella settimana in cui ti svegli la mattina, fai una bella colazione e incontri i tuoi compagni di viaggio, sali in bici, arrivi in bicicletta al prossimo albergo. Bella doccia, aperitivo, ti rilassi, ti guardi il tramonto e poi l'indomani di nuovo sali in bici, fai la tua attività, visiti posti bellissimi. Penso questa sia una delle cose che rende più attraenti questo tipo di esperienze. A piedi o in bici, lungo percorsi complicati o su sentieri agevoli, sul mare o nelle montagne più impervie, la Sardegna sta diventando sempre più meta turistica di camminatori e sportivi alla ricerca del contatto con la natura. Yeah.